La vita va tutelata dalla culla alla fine. In Consiglio regionale hanno vinto i no, dal mio punto di vista avrei votato anch'io in quel senso lì. Sono parole inequivocabili quelle che Matteo Salvini pronuncia di primo mattino in una trasmissione televisiva della TV di Stato commentando l'esito della votazione che di fatto ha messo sotto Luca Zaia sul tema sensibile del fine vita. La Lega non è una caserma, c'è libertà di pensiero, per me è bene che sia finita così, ha scandito Salvini segnando comunque un solco profondissimo con il governatore veneto che fin dall'inizio ha sostenuto la battaglia popolare per una legge regionale che regolasse il suicidio medicalmente assistito. È una pratica che c'è già, ipocrita negarlo, ha ribadito Zaia stesso in giornata. I leghisti contrari, di fatto la maggior parte, esultano, seppure nelle dichiarazioni pubbliche si facciano molte premesse. Non vogliamo far passare il principio o l'ideologia dello scarto, che chi non è più utile in questa società, l'alternativa è il suicidio medicalmente assistito. Questa non è una nostra competenza, noi non possiamo avere 20 regioni con 20 leggi che vanno a regolamentare il suicidio medicalmente assistito. Stiamo parlando di un diritto fondamentale e quindi in quanto tale è un qualcosa che va legiferato a livello nazionale. Diciamo è una parentesi di questa legislatura, ma io non ne farei un caso politico. Era sulla linea di Zaia e quindi per il sì Alberto Villanova, presidente dell'intergruppo leghista, che cerca di tenere la barra dritta nella laguna in tempesta. Non c'era nemmeno un vincolo di maggioranza, quindi anche tra alleati ci siamo sempre detti che su questo ogni gruppo avrebbe potuto votare come voleva. Quindi sinceramente non vedo grandi ripercussioni, non vedo grandi problemi per quello che riguarda la maggioranza, soprattutto considerando appunto che è un progetto di legge esterno. Da Treviso Mario Conte sembra avere maggiore serenità di giudizio, difende Zaia e passa la palla a Roma. Vedere Zaia sconfitto? Francamente no, io credo che Zaia abbia avuto il merito e il coraggio di aprire una discussione che dovranno aprire anche tante altre regioni, ma soprattutto che stimola il governo ad aprire una riflessione a livello nazionale. Nelle frizioni interne al Carroccio si insinua il numero 1 di Forza Italia in Veneto, Flavio Tosi, che usa il carico da 90. È stata una forzatura, la sonora bocciatura, il sigillo politico istituzionale a questo errore di Zaia. Le parole di Tosi: non cita Zaia ma rivendica lo stop alla proposta Luca De Carlo, che ormai tutti danno come possibile candidato meloniano alle regionali 2025. Fratelli d'Italia sin da subito ha manifestato la sua contrarietà sia sul metodo che nel merito del provvedimento, chiedendo di concentrarsi di più sulla cura della vita e quindi sulle cure palliative, piuttosto che abbandonarsi alla logica della cultura dello scarto.